Eccoci qua amici. Buongiorno amici. Eccoci qua. Allora, grazie presentatori, mi hai portato in questo... Eccoci qua. Castel Sant'Elmo, sì. qua. Come? Mi hai portato in questo Castello Sant'Elmo, bello questo. Sant'Elmo, che castello? Questa è casa mia, questa, ti ho portato a casa. Ah, questa è casa tua? Questo è il terrazzo di casa mia. Ah, tu stai... Qua il terrazzo? Tu stai qua, questa è casa mia. Ah, la tua casa, diciamo. Sì, sì, una delle mie case. Perché tu questa è la più piccola, questa qua. La mia casa più piccola. Guarda. Quella là più grande sta lì a Posillipo. Lì nella punta lì. Sì. Bello, guarda, c'hai pure il mare lì davanti. Che mare? Come qua? Che mare? Come? Il mare. Ma che a Napoli c'è il mare? Ma che cazzo stai dicendo? Ecco, a Napoli non c'è il mare. Questa è la mia piscina. Questa è la mia piscina, guarda qua che piscina. La piscina è bella. Bella, E poi, guarda, si vede pure Capri lì in fondo. Chi è Capri? Come chi? Capri? Capri, l'isola. Ma che cazzo, questo è uno scoglio che ho fatto mettere io apposta in mezzo alla piscina per andare a fare qualche tuffo. Qua è tutta roba mia questa. Sì, ma però lì si vede gente tipo che si sta andando a fare, che fa? La gente si fa bagno no, perché io li pago, in pratica fanno le comparse. Vanno là e praticamente vanno là e io perché pago perché a me piace stare, sai come sono, no? Socievole, mi piace stare in mezzo alla gente, quindi io li pago. E così se si anneia qualcuno è pericoloso, no? Nella piscina. Quello c'è il Rosolino che viene a salvarli. Io ho il bywatch Rosolino. Uno va a farsi il bagno, quello arriva a Rosolino e ti salva nel caso che. E se ti annei tu chi ti salva? Se mi annego io ho la mia bywatch privata, Pamela Anderson. Sì. Io ho quella proprio, diciamo, quella ufficiale mia. Poi per il resto, per le comparse, diciamo. Per questo queste perché sono comparse così. Perché tu se vai nel mio salone ti passa George Clooney e Julia Roberts, gente tutta in, sì, diciamo. Che praticamente hanno il ruolo di così per fare un po' le comparse, perché a me mi piace stare in mezzo alla gente, capito? Non mi piace bello, sì, fai bene, in mezzo alla bella casa mia, come che bello, c'è pure un Vesuvio, si vede. Dov'è il Vesuvio? Un Vesuvio? Ma scusate l'ignoranza perché è sto Vesuvio? Come che Vesuvio? A Napoli c'è stato un vulcano, Vesuvio. Ma quale vulcano a Napoli? Ma scusate l'ignoranza di questo mio camera. Questa è la mia palestra. Come vulcano alla palestra? Io vado a fare il footing là sopra. Vado a fare. Inquadra a me. Un Vesuvio? Mica è bello, ne ho fatto una piccola montagnetta. Piccola? Un footing tu? Io salgo sopra, faccio qualche flessione, faccio qualche un po' di esercizio. Fai magari un po' di alpinismo, no? Magari un po'. E per mantenersi, tanto così, per mantenersi in forma. È la mia palestra quella, capito? Poi ti ho fatto vedere la mia lavanderia, no? Ieri ci siamo stati. Sì, ieri, lì nel centro storico. Ieri siamo stati nella mia lavanderia dove mettono tutti i miei panni. Quelle sono tutte... non erano i panni della gente? Sì, domestici miei che mettono a prendere, a asciugare i miei panni. Quella è tutta roba mia, i vestiti, capito? Poi ti ho portato a Napoli Sotterranea, che è la mia cantina. Come, non sono le catacombe di Napoli quelli? Che catacombe di Napoli? Quella è la mia cantina dove vado a mettere tutti gli alimenti. Allora non hai capito niente. Ma io non ci posso mettere. Tu veramente pensavi che era il mare questo? Certo, guarda. Ma tu hai mai visto un mare così azzurro, scusa? Perché tu come hai visto mare? No, lo so, ma questo non è mare, che sei... la piscina. Sì, è proprio grande sta piscina però, sì, esagerata. Ma io faccio le cose in... A me non piacciono le esagerazioni, a dir la verità. Ho fatto una piscinetta così, con un piccolo scoietto. Sai perché si chiama Capri quello là? No. Perché in pratica era un mio capriccio quello là, no? Allora ci doveva scrivere capriccio. Poi allora il primo giorno ha scritto Capri, poi il secondo giorno si è ammalato e è rimasto Capri invece di capriccio, perché era un mio capriccio. Quello è questa è storia. Ti sto facendo girare, cioè hai capito? Sì, ma hai fatto l'etimologia hai capito? Cioè, della parola Capri. Tu stando con me imparo? Impari, fai è cultura stando con me. Diventa ancora più scemo. Guarda che diventa così. Poi questa è la casa più piccola, questa qua è la casa io praticamente ho una casa a Posillipo. Pensa che quando mi chiamano per andare a mangiare, io scendo con la funicolare. Perché talmente dalla stanza mia al salotto scendo con la funicolare. Tu pensa un po' che un attimo. Adesso pure c'è sì, però lo potevi spegnere quando siamo in trasmissione. È il mio autista. Pronto? Uè, Shumi, come stai? Sì. Ecco. Senti, ti devo lasciare perché sì. Va bene, vieni a prenderci fra una mezz'oretta, così. Va bene, grazie. Ciao.
Eccoci qua, scusate, una piccola chiamata che era Shumi. Sì, ma scusa, ma lui come ti parla? In italiano? No, in tedesco. E allora come avevi capito? Tu parli Infatti tedesco? non ho capito niente, però in pratica gli ho detto di venirci a prendere. Quello è il mio autista, Schumacher, non so se lo conosci, Schumacher. Il campione. Ma che campione, quello che guidava. Ogni tanto ha fatto qualche corsetta con la Ferrari, voglio dire, però non. Quello è il mio autista che ci viene a prendere fra mezz'ora, quindi cerchiamo di stringere un po'. Ecco, allora dicevo, quella là c'è la casa più grande, la mia sta lì a Posillipo in pratica, perché quella è la zona diciamo più in, e io modestamente mi piace stare in mezzo lì. Però una piccola Però non mi casetta. piacciono, sai, le esagerazioni, adesso io potrei dirti, che ne so, che questa casa pure è mia, invece io non te lo dico, perché a me... Perché non è vero? Questa gente che esagera, capito? Io dico, rimango nel mio semplice, un piccolo terrazzetto. Nel tuo piccolo? La mia piccola... A me non mi piacciono le cose... La tua piccola piscina? Fatte troppo in grande, capite? Le cose modeste. Una piccola lavanderia là, una piscinetta. Scandinata? Sì, qualche spiaggetta là dietro. E in Ecco. pratica queste, voglio dire, una cosa semplice, una cosa intima, capito? Senza esagerare troppo. Vabbè, stringiamo che qua fa caldo, io c'ho caldo. Perché tu non sei abituato, tu vieni sto in Sicilia, non sono abituato, ma tu sei un siciliano del nord, quindi non sei abituato al caldo, capito? Invece qua noi modestamente questo caldo è stante. Sì, tu sei nordico. Ma vai! Siciliano nordico. Ma vai! Ecco, quindi amici miei, questa, come vi ho detto, mi ha fatto piacere. Allora, spieghiamo, concludo dicendo che in pratica noi ci hanno portato in pratica. Sei contento? Ti hanno mandato a Ibiza, adesso mi hanno mandato nella mia città, a casa mia, voglio dire, io sono veramente, mi hanno dato un premio perché noi siamo stati inviati a Miami, a Ibiza, hanno detto a Formentera, avete lavorato bene, adesso ti faccio un premio, puoi andare a casa tua a farmi un bel servizio sulla tua città. Le tue case? Le mie case, voglio dire. Magari ci porterei pure sul tuo scoglio. Sì, vi porto sul mio scoglio, bravo, bella idea. Sul mio yacht. Ah, ok, io. Perché c'ho una piccola barchetta. Ecco qua. Allora vabbè, salutiamo che ci Shumi. Salve, comparsa. La comparsa. Eccoci qua. Chi era? Un'attrice? Qualcuno di famoso? Ma il nome no? Non te lo ricordo? No. Perché non potevi scrivere, no? Non me lo ricordo, dovevo scrivere, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Amici, mi sembra che le immagini parlano da solo, voglio dire. Abbiamo un bel panorama però della tua casa. Niente male, Modestamente questa città, io non so se si trovano in giro città come queste, non so se hai filmato, un po' la mia palestra, salute che chiudiamo. Il mio ufficio lì. Il centro. Poi quella è piazza Plebiscito, ogni tanto organizzo qualche. Poi vieni a organizzo qualche festicciola, chiamo a. Stanno chiamando. Di nuovo? Sì. Sì, pronto? Sì, ho capito. Metti la cena, metti la cena. Avete visto il mio cellulare, l'ultimo grido? Sì, infatti, perché ultimo grido? L'ultimo grido, no. Pare una catapecchia sta cosa. No, ultimo grido perché praticamente bisogna gridare, altrimenti quello là non sente, capite? È fashion, uno? È fashion, è piccolo ormai. Ma non ce ne stanno più, c'è un modello unico. Questo è un modello unico, ce lo tengo solamente. Ok, ho capito. Ecco qua. Salutiamo che ci Shumi che ci aspetta. Allora sì, in pratica io dicevo per piazza Plebiscito sono stato interrotto dalla mia cuoca che voleva sapere se poteva mettere la cena, poteva buttare la pasta. Organizzo qualche festicciuola lì a piazza Plebiscito, chiamo a cantare ogni tanto Pino Daniele, ogni tanto ci qualche amico tuo? Piccolo karaoke, ma una cosa semplice, 200.000 persone, una cosa modesta. Con pochi invitati, Sì, a me non mi piacciono le cose. Sono selezionati, Sì. Poi per esempio potrei dirvi che quella a Sorrente, invece no, quella non è la casa mia a Sorrento, non è, perché a me non mi piacciono potrei dirvi no, io sono sincero, non piace raccontarvi fesserie, modesto. Abbiamo capito. Insomma, il cameraman purtroppo, voglio dire, quello Vesuvio, mare, l'ignoranza purtroppo Vesuvio, in pratica l'ignoranza del mio cameraman non cambia. Sì, vabbè, dai. Allora, amici, noi ci vedremo sul mio scoglio, bravo, per una volta che non dici una cazzata, bravo, ci vedremo sul mio scoglio. Mi raccomando, sul mio scoglio vestiti bene, parla come si deve, sì, perché lì c'è una certa, diciamo. Sì, va bene, poi mi farei le raccomandazioni. Ecco, perché tu in pratica saluta i tuoi ti sto portando ascoltatori, in posti proprio che tu non sei degno. Saluta i tuoi ascoltatori. Amici, ci vediamo presto, è stato un piacere a presentarvi la mia città. A presto.